Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Percepivano il reddito di cittadinanza anche se erano incalliti giocatori d'azzardo, attività che ha fruttato loro notevoli disponibilità economiche. Si tratta di 4 persone residenti nel Friuli occidentale, scoperte dalla Guardia di Finanza e denunciate alla Procura di Pordenone. In totale, secondo le Fiamme Gialle, i 4 avrebbero percepito indebitamente oltre 160.000 euro, per i quali è stato emesso un provvedimento di sequestro preventivo. L'indagine ha permesso di scoprire che i cittadini della provincia di Pordenone, nelle autodichiarazioni necessarie a richiedere il beneficio patrimoniale all'INPS, avevano indicato disponibilità economiche inferiori a quelle reali, omettendo di segnalare incrementi patrimoniali derivanti dall'attività di gioco ludico di varia natura. Dagli accertamenti della Guardia di Finanza è emerso come gli indebiti percettori del reddito fossero tutti giocatori abituali sulle varie piattaforme online, arrivando a puntare diverse centinaia di migliaia di euro e conseguendo nel complesso svariate vincite. Uno dei 4 risulta aver contratto vincite solo nel 2017 per oltre 170.000 euro. Tutte le posizioni illecite sono state segnalate all'INPS, che ha già disposto la revoca del beneficio economico e il recupero di quanto illecitamente percepito. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.